prima uscita ufficiale di Cantiere Friuli proprio in Carnia, un territorio che ha bisogno dell'intervento dell'Università di Udine. Magnifico rettore. Beh, noi siamo usciti per la prima volta fuori, diciamo, dalle mura della città. Oggi era la prima della officina sulla demografia e abbiamo voluto venire in Carnia perché insomma è uno dei temi fondamentali per lo sviluppo del tema demografico. Siamo stati, credo, efficaci perché oggi abbiamo coinvolto sia operatori scolastici, l'Istat stesso. È uscito una situazione non facile e credo che comunque questo studio sia importante perché bisogna partire dai dati veri, recenti e anche articolati. Oggi abbiamo visto degli indici molto interessanti da cui partire per formulare ipotesi, proposte di interventi. Allora, abbiamo sentito le negatività, le stiamo appunto presentando. Da lei direttamente qualche positività. Da dove cominciamo? Allora, secondo me sono uscite già delle proposte, ipotesi in ambito scolastico, in ambito educativo, in ambito dell'alternanza scuola-lavoro, in ambito del coinvolgimento con le imprese. Quindi queste sono già secondo me delle cose interessanti. Dobbiamo sempre tenere presente che dobbiamo calarle in una serie di azioni che prevedono dei sostegni, e qui come sempre l'occasione è buona perché avremo tra poco le elezioni anche regionali e noi vogliamo come università portare elementi, numeri, situazioni che diventino dibattito per chi poi deve presentarsi alle elezioni e deve governare. Con lei è ingegnere, la chiamo ingegnere perché è il massimo secondo me della concezione della vita, dell'approccio della vita. Sì. Io conosco molto bene la montagna bellunese, gli amici bellunesi ci stanno ascoltando. E lì ci sono state aree di confine, il governo ha dato la legge Brancher, ha dato tante leggi importanti nel bellunese. C'è il mito del Friuli Venezia Giulia, tant'è che Sappada è recentemente venuta in Friuli Venezia Giulia e chiede 50 milioni di euro per gli impianti sciistici. Sì. Però noi come Friuli Venezia Giulia, la giunta Serracchiani ha fatto molto per la montagna. Allora, l'approccio che è stato fatto per la montagna con Jacob Serracchiani e tanti altri, in cosa secondo lei è migliore rispetto a quello del vicino Veneto? Beh, diciamo la verità che essere speciali è importante non solo per la montagna ma anche per la pianura, perché non soltanto Sappada ha chiesto e ottenuto di cambiare regione, ma lo sappiamo anche molti comuni della pianura. È chiaro che la specialità è un valore e quindi bene ha fatto la nostra regione a sfruttarla, però dobbiamo essere sinceri, ci sono delle situazioni, vedi anche il Trentino, che sono ancora migliori, quindi dobbiamo mutuare esperienze positive. Ad esempio la montagna può diventare, quando è declinato bene la politica del turismo, una grande risorsa e un'opportunità per tutti. Difatti la Valcellina e Barcis eccetera sono, a mio modo di vedere, le più colpite, ma le più belle anche da vedere. Gli indicatori sul Trentino altrove sono tutti positivi, i peggiori sono quelli del Friuli Venezia Giulia però. Sì, infatti questo è un motivo in più perché c'era bisogno di Cantiere Friuli, dobbiamo partire dalla fotografia, anche se la verità fa male, ma dobbiamo partire da lì, altrimenti non riusciremo a fare qualcosa di utile. Quindi i prossimi passi? I prossimi passi sarà che continueremo il dibattito con gli attori del territorio, perché questi studi non possono rimanere confinati dentro l'università, ma devono diventare dei ragionamenti per elaborare anche i programmi elettorali dei prossimi competizioni. Oggi abbiamo l'officina sul tema importante della demografia e non so se lo sappiate, ma in Israele il PIL aumenta in maniera più che proporzionale
con l'aumento della popolazione, cioè alla fine qualsiasi politica facciamo non può non passare sulle gambe degli uomini. Quindi il tema della demografia non è un tema meno importante dell'economia o del lavoro, anzi vorrei dire che è proprio la presenza delle persone che dà opportunità al territorio. Quindi questo tema è un tema importante. Io ringrazio tutti i colleghi che sono presenti oggi e che hanno accettato di mettere il loro tempo, la loro professionalità a servizio del territorio. E mi auguro che da qui vengano delle idee, che poi, attenzione, il cantiere funziona con dei board misti che sono colleghi nostri ma anche persone del territorio che hanno interesse, voglia di dedicare tempo, intelligenza, esperienze, per cui ribadisco che la composizione non è chiusa, è aperta, è geometria variabile. Se a oggi escono interessi, noi siamo ben contenti di aprire la composizione del board. Quindi buon lavoro a tutti, e noi come Ateneo siamo presenti, stiamo sostenendo anche economicamente questo progetto, speriamo che produca delle cose interessanti, dipende anche dai territori poi se questa cosa verrà. Grazie. Questa, come ricordava il Rettore, è il primo incontro che facciamo fuori dall'università, e abbiamo scelto come prima uscita pubblica proprio Tolmezzo e proprio la Carnia. Questo perché ho qui sotto mano poi il libro Lo spopolamento montano nella montagna friulana, è uno dei capisaldi con cui la demografia si è confrontata, sia per individuare, analizzare le situazioni, ma anche per immaginare prospettive e per immaginare in qualche maniera delle linee su cui muoversi. Cantiere Friuli, l'università che ricostruisce, nasce proprio con questa finalità, quella di mettere a disposizione quelle che sono i saperi dell'università, le conoscenze, insieme alle eccellenze che vengono espresse dal territorio, per ripensare, o meglio, pensare nuovamente ad un grande progetto di sviluppo, ad un grande progetto di innovazione, a pensare ad un futuro che non sia solo pensato in maniera di ombre, ma che sia pensato in una maniera diversa. E come è stato 40 anni fa, l'idea nasce, si chiama cantiere perché 40 anni fa, dopo il terremoto, il Friuli si è dimostrato un grande cantiere, non solo dal punto di vista edilizio, ma un grande cantiere dal punto di vista delle idee, dal punto di vista della progettualità, dal punto di vista di immaginare quello che era uno sviluppo del territorio che nasceva da difficoltà, da una situazione come quella del terremoto che aveva messo in ginocchio gran parte di questa regione. Noi stiamo faticosamente uscendo da una situazione di crisi che ha segnato questi ultimi anni, in cui forse i territori meno attrezzati, i territori più deboli hanno pagato un prezzo ancora più grande, ma io credo che proprio da questi territori possano nascere quelle che sono le idee, le soluzioni, le proposte che poi vanno portate tutte insieme per costruire, insieme al mondo della politica, al mondo delle istituzioni, al mondo dell'imprenditoria e alla popolazione tutta, quello che è un nuovo progetto per questa regione. L'università finalmente dà piena attuazione con questo progetto a quelli che sono stati gli elementi fondanti che sono alla base dello statuto dell'Università di Udine, voluto all'indomani del terremoto da 125.000 firme, e che già in altre occasioni evidentemente è sempre stata presente, ha accompagnato fasi importanti di ricerca, di sviluppo, di impegno sul territorio, ma questa volta vuole mettere insieme dentro il cantiere un progetto complessivo. Io mi fermo qui anche perché anch'io sono molto interessato a vedere quelli che sono i risultati, i lavori dell'officina che oggi andiamo a ascoltare. Grazie e buon lavoro. Perché il museo è stato
è stato coinvolto, si sente coinvolto in questo tipo di iniziative. Alla fine di 2 anni fa, 1 anno e qualche mese fa, si è tenuto qui un convegno dedicato alla ricerca promossa dall'INEA, l'Istituto Nazionale di Economia Agraria, fra il 1932 e 1938 sullo spopolamento montano. Fu la prima e unica ricerca a carattere comparativo su tutto il territorio alpino. Perché far da Tolmezzo un convegno di quel tipo? Perché cadevano i 50 anni dalla morte di Michele Gortani, che fu fondatore del museo che presiedo, e Michele Gortani, assieme a un agronomo che si chiamava Giacomo Pittoni, redasse la voce per la montagna friulana appunto nel 4º volume dedicato alle Alpi Venete sullo spopolamento dall'area friulana. In quell'inchiesta, che aveva un carattere comparato per cui doveva partire da una griglia comune, una delle richieste fatte a chi indagò i territori, dalla Val d'Ossola alle Arbide Lombarde fino a una parte dell'Appennino, una parte doveva essere inerente ai rimedi allo spopolamento. Io credo di non essere nel torto se interpreto questa dicitura con grande ironia. Molti non credono più ad alcun rimedio, è chiaro, a partire proprio dagli amministratori. Il museo in quell'occasione, e da qui in poi si spera, si offre come uno degli artefici possibili per pensare a qualche misura di rimedio. Qualcuna, piccolissima magari, ma qualcuna sì, riprendendo, se volete, un ruolo che in qualche misura dovrebbe avere per istituto. I primi musei etnografici sono nati per far ricerca, non per esporre oggetti. Man mano hanno esposto oggetti, li hanno messi in bella mostra, come è accaduto per il Museo di Tolmezzo, sono rimasti lì intatti fino ad oggi, perché è l'impianto stesso che ha dato Gortani più di 50 anni fa, e che tuttavia cerca di ritessere un po' i legami anche con le istituzioni principali per fare ricerca, tipo l'Università di Udine. Quindi ben venga l'iniziativa di oggi, lo facciamo di fatto in continuità. Prima Francesco ricordava che stamattina abbiamo festeggiato i 105 anni di Romano Marchetti. È stata un'occasione davvero molto emozionante e molto sentita. Immagino tutti lo conoscono, ma per chi non lo conosce, fu capitano della brigata Osopo in Carnia, una delle principali figure per la ricostruzione della Carnia dopo il secondo conflitto mondiale, uno degli artefici della zona libera della Carnia, con le regole che possedeva, che anticiparono per molti versi la Costituzione, e tuttavia per molti anni messo da parte dalle stesse istituzioni, per 1000 ragioni che ora non andiamo a sondare. È ancora qui, a 105 anni, ancora ben sveglio e attento a quel che accade, e anche oggi a ribadire che l'istruzione e la cultura sono 2 chiavi fondamentali per poter approntare qualche rimedio a quel che sta accadendo. Qualche anno fa, anzi esattamente 40, nel 1977, Romano Marchetti scrisse un articolo molto denso, molto bello, che si intitolava così: La carne dal dopoguerra agli anni 70. 1977 era l'anno dopo il terremoto. Pubblicò questo articolo per fare un po' un bilancio, prefigurando quello che doveva accadere, un grande cantiere per il Friuli, al quale c'erano i rischi che la Carnia non dovesse partecipare, cosa che di fatto accadde. Partecipò in maniera molto marginale e i costi di quella mancata partecipazione si pagano oggi. Per cui quello che si può chiedere o si può cercare di fare assieme all'università in queste occasioni è proprio quello di tentare di fare quello che l'università è capace di fare, cioè ricerca per la montagna. Non necessariamente in montagna, ma per la montagna, sì, avendo come oggetto della ricerca la montagna. Ed è quel che si auspica che da qui in poi si possa rifare di nuovo. Grazie a tutti. Non potevamo non venire in montagna parlando di temi demografici, per cui con l'idea che le officine potessero uscire sul territorio abbiamo deciso che l'officina Demografia e Territorio dovesse iniziare, proprio il varo di questa officina potesse essere proprio in questo contesto. Quali sono gli obiettivi che ci siamo un po' prefissati come obiettivi dell'officina? Sicuramente ricostruire le dinamiche demografiche del recente passato e l'attualità naturalmente, ma
con un occhio in avanti, sempre con un occhio in prospettiva, proprio perché il tentativo è quello di dare delle risposte attraverso gli esiti della ricerca demografica, per dare delle risposte poi in termini di politiche di tipo sociale, economico, culturale, meglio ancora magari per individuare riorganizzazioni anche territoriali che possano rispondere meglio a quelle che sono le dinamiche demografiche che riguardano il presente e che riguardano poi il prossimo futuro del Friuli. Ci sono alcuni temi forti che riguardano che abbiamo individuato come nodi centrali, sempre raccordati al territorio, dunque alle dinamiche territoriali. Ce ne potranno essere altri, sicuramente ce ne sono altri, ma noi siamo partiti da fecondità, invecchiamento, spopolamento, migratorietà, famiglia e capitale umano. E già oggi in questa sede sicuramente, parlando di montagna, parlando di demografia in montagna, parliamo di spopolamento, parliamo di invecchiamento attraverso l'intervento del professor Fornasin, parliamo appunto, come diciamo prima, di capitale umano attraverso gli interventi anche di una delle due dirigenti scolastiche, e poi appunto altri temi che magari verranno toccati in maniera più puntuale in successive uscite dell'officina stessa. Le elaborazioni, come dicevo prima, che stiamo mettendo in campo tentano sempre di poter dare delle risposte e dunque degli studi che riguardino gli aspetti demografici, la distribuzione territoriale della popolazione, ma per poi essere utili alla una riorganizzazione in qualche modo o riprogrammazione dell'erogazione anche dei servizi culturali, servizi appunto legati strettamente all'istruzione o attività economiche, dunque o servizi poi di tipo sociale. Questo in particolar modo l'idea nostra appunto è quella poi di puntare l'attenzione sugli aspetti sanitari. Dal punto di vista metodologico, ovviamente la statistica demografica devono essere un po' il pane quotidiano, la base necessaria per poter operare le nostre ricerche, con l'idea però sempre di, per quanto possibile, individuare le unità territoriali più piccole, perché quando è possibile scendere dalla scala comunale alla scala invece delle sezioni di censimento o a scale ancora più puntuali, che potrebbero essere quelle dei numeri civici sostanzialmente delle singole famiglie, questo ci permette di poter, con un occhio, con una lente nero di ingrandimento, riuscire a cogliere meglio alcuni fenomeni, quando questo sarà possibile, nei contesti, nelle situazioni, questo sarà possibile in base alla disponibilità anche dei dati. In questa prima fase noi abbiamo da alcuni mesi intanto agganciato il lavoro di officina naturalmente su studi anche pregressi, la testimonianza stessa, l'intervento stesso del collega Zacomer è come riuscire a coniugare, ad esempio in questo caso, uno studio sulla base socio-economica funzionale anche alla riorganizzazione degli ambiti di paesaggio nel recente percorso che ci ha portato appunto, che ha portato all'adozione del piano paesaggistico regionale, con le tematiche proprie della nostra officina. E poi in seconda fase è un'officina, non a caso la numero 1, è un'officina che deve essere trasversale, che deve poi offrire una serie di elementi informativi di base utili all'operare delle altre officine. Allora, qual è la montagna? Io vi presento qui tre diverse territorializzazioni della montagna tutt'oggi in uso. Io vi presento la montagna secondo l'Istat, secondo la classificazione Istat, quella già della classificazione Istat. Poi vi è la classificazione adottata dalla Convenzione delle Alpi, tutto il giallo più il rosa. Vediamo un territorio delle Alpi molto più esteso. Io vi dirò, già qui ho qualche difficoltà a interpretare e a leggere, a vedere come comune alpino il comune di Gorizia, per esempio, o il comune di Vajont, no? Che è totalmente in piano. Poi c'è una terza classificazione che ho trovato, anche Monfalcone è considerato comune di montagna, no? Quindi è ben vero che nel comune di Monfalcone, essendo del pubblico, c'è una piccola porzione di Carso, arriveremo a 50 metri, mi immagino. Allora, qual è la montagna che noi decidiamo di studiare come montagna e perché dobbiamo scegliere tra questi aspetti e cosa è utile scegliere in sostanza? Allora, vi presento quindi le diverse montagne secondo alcune informazioni che ricaviamo ovviamente dai database dell'Istat, no? La montagna della Convenzione per la montagna, che conta 92 comuni, e la montagna Istat, chiamiamola così, che conta 58 comuni.
Tra la prima, cioè tra la montagna della Convenzione sulle Alpi e la montagna Istat ci sono 34 comuni di differenza, no? Che già non è un numero piccolo, ma la differenza sostanziale è quella che vediamo negli indicatori successivi. La popolazione media dal 1 gennaio 2016 al 1 gennaio 2017 nella montagna della Convenzione per le Alpi è di 211.000 abitanti, nella montagna Istat gli abitanti sono 63.000. Cioè, se noi includiamo tutti i comuni che sono pedemontane, che la maggior parte della superficie di questi comuni è comunque di pianura, e la maggior parte della popolazione vive nella parte di pianura di questi comuni, includiamo, a mio avviso, insomma, in maniera impropria, perlomeno per le nostre finalità di ricerca, di studio e di proposta, una parte dei comuni che montagna non lo sono solo in maniera molto marginale. Tant'è che se noi andiamo a vedere anche la popolazione media dei singoli comuni, la popolazione media dei comuni Istat è di poco più di 1.000 abitanti, mentre se solo scendiamo di un livello, la popolazione di questi comuni raddoppia, la popolazione media. Bene, poi ci sono altri indicatori, no? R sarebbe l'indicatore della velocità con cui la popolazione aumenta o diminuisce, come in questo caso, qui nel corso dell'anno 2016. Se confrontiamo la montagna Istat con le altre montagne, vediamo che la montagna interna, la montagna, mi viene da chiamarla vera montagna, ha dei parametri demografici un po' diversi, generalmente più bassi quando parliamo di incremento della popolazione, sarebbe la colonna intestata come R, oppure quando parliamo di natalità, la colonna intestata come N, mentre il parametro è ben più alto rispetto alle altre aree quando parliamo del parametro M della mortalità. Questo è dovuto naturalmente al fatto che la popolazione in questi piccoli comuni è più anziana, insomma. Ma proviamo a confrontare la montagna del Friuli con tutte le altre montagne, con l'arco alpino perlomeno. Questa è la differenza, tra la popolazione calcolata, stimata, numerata, conteggiata al 2001 e la popolazione al 2011, gli anni di censimento. In verde scuro sono i comuni che vedono una crescita abbastanza importante della popolazione. In verdino un po' più chiaro abbiamo un aumento della popolazione ma più lento, viceversa, contrariamente in rosa una diminuzione lenta della popolazione e in rosso una grave perdita di popolazione. Si vede benissimo che non tutta la montagna è una montagna in crisi, non tutte le Alpi sono delle montagne che perdono abitanti, ve ne sono alcune che ne guadagnano anche parecchi, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta. Vi sono montagne che perdono parecchio, la quasi totalità della montagna friulana, secondo la classificazione ISTAT. Allora guardate, io ho preparato tutta una serie di altri lucidi che ci descrivono altri aspetti demografici. Qui l'ampiezza media delle famiglie. Se noi vediamo una montagna che ha bassi livelli di natalità, le famiglie tendenzialmente sono più piccole, Sono più piccole anche se ci sono tanti anziani, perché laddove la popolazione è molto anziana ci sono molte, solitamente, vedove che vivono da sole. Come si distribuisce? Qual è la distribuzione dell'ampiezza media delle famiglie sull'arco alpino versante italiano? Ci sono certi territori, l'Alto Adige ma anche il Trentino, anche parte della Lombardia, dove le famiglie sono un po' più ampie rispetto all'altra gran parte dell'arco alpino. È una delle zone dell'arco alpino dove la famiglia è piccola e anche quella della montagna friulana. L'indice di vecchiaia, questo è quasi speculare rispetto al grafico che abbiamo visto prima. La popolazione più anziana, territori scuri, non in tutte le Alpi, in alcune aree, ripeto, sempre Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e anche parte della Lombardia, l'indice di vecchiaia è piuttosto basso, in linea col valore nazionale, anche addirittura migliore in qualche caso rispetto al valore nazionale. Quindi, riassumendo, rispetto all'arco alpino nel suo complesso, quali sono le caratteristiche della montagna del Friuli? Conosce una pronunciata diminuzione della popolazione, è connotata da una maggiore denatalità, l'abbiamo visto attraverso un indicatore indiretto che è la dimensione della famiglia. Mostra un forte invecchiamento, registra minori flussi migratori in entrata, cioè l'insieme, il cocktail ideale per lo spopolamento in sostanza.
Allora, l'analisi territoriale socio-economica, che è stata svolta in parallelo al piano paesaggistico regionale, che è in fase di attuale approvazione, ha comportato diversi passi. È stato un processo abbastanza lungo. Infatti, soprattutto la scelta degli indicatori statistici non l'ho fatta io personalmente, per selezionare gli indicatori in modo più ponderato possibile. Abbiamo fatto riferimento a un pool di esperti con diverse razionalità, cioè portatori appartenenti a diversi settori scientifici e disciplinari. L'obiettivo finale era quello di individuare dei gruppi socio-economici per tutto il Friuli Venezia Giulia. Sovrapponendo il layer, cioè le geometrie degli ambiti di paesaggio, siamo riusciti quindi a caratterizzare dal punto di vista socio-economico tali ambiti. La differenza tra gruppo socio-economico e ambito di paesaggio vi è oscuro, infatti partiamo subito con la definizione degli ambiti di paesaggio regionali. Questi sono stati decisi dalla Regione in accordo con l'Università di Udine sulla base di considerazioni geomorfologiche piuttosto ampie. Quello che a noi riguarda per stasera è che l'intero territorio del Friuli Venezia Giulia è stato diviso in 12 ambiti, di cui i primi 3 sono gli ambiti montani. Quindi abbiamo la Carnia, l'ambito che chiamiamo delle 3 valli, Val Canale, Canal del Ferro e Valresia, e poi le alte valli occidentali. Allora, il primo risultato è i 3 ambiti montani sono, diciamo, dal punto di vista economico sicuramente diversi in senso negativo quindi peggiorativo rispetto ai comuni a valli. La stessa cosa non si può dire invece, o è più complicata, rispetto agli indicatori sociali, ma attenzione, vi ho già detto, gli indicatori sociali erano già molto eterogenei al loro interno. Allora, la conclusione ovviamente di questo tipo di analisi è ovviamente la conclusione principale, se guardiamo all'interno dell'analisi della montagna, è che i 3 ambiti montani sono sicuramente quelli che presentano maggiori problematiche, quindi hanno performance socio-economiche inferiori a quelle dei comuni agli ambiti a valle. All'interno poi della montagna si individua l'ambito delle alte valli occidentali, che è quello più problematico, che quindi risulta che è il più problematico anche dell'intera regione. Inoltre, questa invece è una mia considerazione per il futuro, per quello che stiamo facendo e quello che vedete dopo per l'ultimo intervento, questa analisi va bene come parterre per 2 motivi. Prima di tutto perché permette di cambiare la partizione esogena, quindi possiamo utilizzare una definizione di montagna diversa da quella degli ambiti. A me, io invece sto portando acqua qui al mio volino, interesserebbe soprattutto studiare la partizione relativamente, come è stata detta anche da una delle docenti, delle aree interne, che questa sono una definizione ministeriale, quindi la definizione è esogena perché è data per legge, e che in Friuli tutte le aree interne sono solo montane, cioè le aree interne sono costituite da soli comuni montani, quindi ci cade proprio a fagiolo. Inoltre l'aggiornamento degli indicatori. L'aggiornamento degli indicatori è in parte possibile, alcuni sono aggiornabili, i demografici l'abbiamo visto, perché attraverso ad esempio i dati delle anagrafi dei comuni si possono aggiornare, altri no. Classico indicatori che non si possono aggiornare ancora, bisogna aspettare il 2021, cioè i prossimi censimenti, sono gli indicatori della mobilità, quindi i flussi di pendolarismo casa-lavoro, casa-studio, che sarà proprio l'oggetto di trattazione poi del dottor Costa. Mi è stato chiesto di parlare di pendolarismo, di mobilità, e la prima riflessione che ho fatto, sì, ok, abbiamo i dati del censimento, dati 2011, siamo nel 2018, sono vecchietti, però magari ci aiutano perché sono fenomeni che nel tempo, diciamo, hanno un loro andamento. Per cui vediamo un pochino se i dati del censimento 2011 ci evidenziano delle peculiarità, in particolare per le aree montane. Ecco, gli unici numeri che vi propongo sono questi, per una riflessione generale. Partiamo da un pendolarismo quotidiano rilevato negli ultimi 3 censimenti, che sempre di più privilegia i mezzi privati e sempre meno utilizza il mezzo pubblico. È una riflessione perché allo stesso tempo può diventare un problema, quindi uno dice ok, bene, allora riduco ancora di più i mezzi pubblici perché non li usa nessuno. Attenzione, dopo vediamo dove andiamo a finire.
Un'altra cosa che mi aveva colpito, ma in qualche modo sono cose appunto che le dirigenti scolastiche conosceranno sicuramente e interpreteranno sicuramente molto meglio di me, è come gli spostamenti per motivi di studio sono molto più polarizzati verso appunto o la vicinanza, quindi tempi molto brevi, meno di 15 minuti, o tempi più lunghi, oltre 60 minuti. Per cui chiaramente se vado all'università, se l'offerta universitaria è Udine e Trieste e io devo partire da qua, i tempi che ci impiego sono quelli. Al contrario, il fino a 15 minuti mi rappresenta come, appunto, immagino, nella mia interpretazione, l'istruzione, soprattutto primaria, rappresenta ancora un elemento, diciamo un collante per il territorio, cioè con spostamenti contenuti. La prima cosa che effettivamente avete visto anche dall'intervento precedente è che non c'è una differenza per quanto riguarda qui ho messo a rapporto le persone che si spostano giornalmente fuori dal proprio comune di residenza rispetto a quelli che invece si spostano all'interno del proprio comune di residenza. Come vedete non c'è una forte differenziazione territoriale. Ho segnato Malborghetto perché è quello che ha un valore obiettivamente estremamente alto, ma immagino per spostamenti più o meno verso Tarvisio eccetera. Però come vedete questo non dà a colpo d'occhio un'immagine così netta e definita. È in chiusura di questo importantissimo convegno che ha visto proprio interagire in maniera molto interessante con il pubblico che ha potuto ascoltare e anche dare proposte, professor Pascolini. Sì, questo è uno degli obiettivi fondamentali di Cantiere Friuli, cioè che l'università si confronti con le persone, raccolga le idee, le elabori, metta a disposizione le sue competenze per realizzare un progetto condiviso per una nuova regione. Una nuova regione, un nuovo cantiere, quindi la suggestione per i nostri friulani che ascoltano. Beh, sicuramente da oggi sono emerse alcune cose interessanti. Il fatto di riuscire a portare qui anche al tavolo attori locali, in questo caso ad esempio penso ai dirigenti, con le riflessioni che ci hanno fornito, sicuramente per noi sono utili per riuscire a indirizzare meglio il nostro lavoro e il lavoro dell'officina nei mesi successivi. È essenziale, professore, è essenziale, perché abbiamo visto i 457 ragazzi che mancano a scuola, Rigolato, 9 anziani con un giovane, dobbiamo intervenire. Sì. Dati che uno potrebbe interpretare solo come dati preoccupanti, sono dati da prendere sicuramente in esame, insomma, seriamente, questo sì. Ha avuto successo, professore, tutta la slide dell'arco alpino, ha colpito nel segno. Ci sono state tante domande su questo argomento, io sono ben contento, però questa è solo una base di partenza. Non sono dati rivoluzionari, sono dati che bene o male conoscevamo un po' tutti, però riproporli con questa evidenza e porli come punto di partenza per una riflessione ulteriore, anche per offrire delle possibilità di sviluppo, per credere in diverse possibilità di sviluppo, credo sia stato utile. Cosa farebbe lei se fosse al governo decisioni importanti politiche? Ci sono dei singoli interventi che possono dare una soluzione a tutto non esistono. L'insieme dei diversi provvedimenti da prendere per ad esempio arrivare ad un incremento della fecondità non si basano su una politica sola, non si risolvono queste questioni solo dando per esempio denaro ai genitori, ma bisogna creare più globalmente, più complessivamente, un ambiente amichevole per la nascita e la crescita dei figli. Quindi molto importante il mood, molto importante. Ecco, Jean-Pierre, il rettore ha elogiato anche il tuo intervento e prima ci ha detto delle cose. Vuoi chiudere tu con tutta l'officina? Va bene, chiudo, non è che darò delle soluzioni, a me quello che invece è piaciuto di questa serata è che è emerso drasticamente il fatto che non solo la funzione statistica deve avere un certo peso all'interno della democrazia, che questa è una battaglia che il sistema statistico nazionale sta facendo, ma ormai la forte necessità di avere dati a livello subcomunale. Questa è un'esigenza che ormai è esplosa, ormai in
faccia anche all'Istat, perché non è pronta. Oltre al censimento è difficile avere dati più che è chiaro che si va a ledere anche la privacy, però la necessità di avere dati a livello subcomunale e soprattutto più recenti, non quelli del 2010, è una necessità molto forte. L'officina numero 6 Pascolini è importante, no? Che in collaborazione con questa. Sì, e quindi adesso vedremo com'è l'officina, a che punto è, cercheremo presto di fare un incontro comune, perché i servizi di base, sociosanitari, di prossimità e demografia sono uno complementare all'altro. I dati sono molto importanti. Abbiamo visto dall'arco alpino come le nostre montagne sono profondamente diverse, e in modo particolare la Carnia, quelle del Friuli Venezia Giulia, le altre zone sono le più in crisi rispetto a tante altre vicine come Trentino Alto Adige e altre zone del Veneto. Ecco, la ricetta, lei ha posto subito una positività molto importante, bisogna costruire il positivo. Da dove cominciamo? Intanto secondo me quello che è importante fare è cercare di capire bene, in base ai dati che abbiamo, in che situazione ci stiamo trovando. Oggi abbiamo visto che ci sono degli indicatori demografici che sicuramente presentano delle fragilità per quanto riguarda il territorio del Friuli Venezia Giulia, che si accomunano anche con situazioni in altre regioni italiane come il Piemonte e certe parti della Lombardia. Bisogna capire se questo è una conseguenza, no? È una conseguenza di che cosa? È una conseguenza delle politiche industriali, è una conseguenza di situazioni territoriali. È chiaro che le infrastrutture, le caratteristiche territoriali di un Trentino Alto Adige non sono paragonabili a quelle di una zona come la Carnia o la Val Canale e la Val del Ferro. Pensiamo che per esempio la Carnia non è ad esempio attraversata da un'autostrada, se non per quanto riguarda la parte limitata di Tolmezzo. Di conseguenza ci sono tanti aspetti. Secondo me il lavoro da fare è plaudo a un'iniziativa come questa di Cantiere Friuli, che si pone l'obiettivo di analizzare nel modo migliore queste informazioni e cercare di partire da queste informazioni, da questi numeri, per fare un ragionamento complessivo, perché poi le cose sono interrelate. Abbiamo capito che non sempre l'investimento in denaro risolve il problema, ad esempio da questa discussione di oggi molto importante, perché qui c'è stato l'albergo diffuso, hanno portato tante infrastrutture, investito su promotori, impianti, cioè non è che non abbiano investito denaro in Carnia, però non sempre c'è questa spiegazione, che ad esempio è importante anche vedere perché la popolazione soffre e si piange addosso, e in altre parti ad esempio che sono meno ricche magari con poco fanno di più. Ci sono aspetti che vanno oltre l'economia. Sicuramente è un discorso anche legato al tessuto sociale. Io ricordo quando lessi il libro sulla catastrofe del Vajont, mi ricordo la descrizione amara di come ebbero vita facile coloro che procedettero con l'esproprio dei terreni a fronte di un contatto con una popolazione che non era adeguatamente preparata ad affrontare delle tematiche del genere, e quindi si è trovata indifesa di fronte a un problema di quel tipo lì. Però oggi Longarone è un'area industriale in espansione, ad esempio dopo quella tragedia, che è stata anche oggetto di studio come Fondazione Vajont dall'Università di Padova, perché c'è sono delle ricerche sulla tragedia stessa e le sofferenze, quindi per un po' hanno pianto anche lì, poi hanno ricominciato, adesso è una delle zone industriali più floride del Bellunese. Esatto, e secondo me un altro aspetto da tenere in considerazione è che al momento abbiamo paragonato una parte di territorio come la Carnia a regioni come per esempio la Val d'Aosta o il Trentino, che sono
prevalentemente o esclusivamente montane. Questo significa che anche nella distribuzione dei fondi in queste situazioni qua, molto probabilmente lì si riesce a trovare una coesione maggiore. Molto probabilmente il discorso di fare rete e di non considerare chi non fa parte, diciamo, di un determinato territorio un nemico o comunque un avversario, forse è una chiave di volta. Le iniziative di appunto alberghi diffusi e cose di questo tipo che hanno messo assieme diverse realtà territoriali, io le trovo esperienze positive, perché alle volte unire delle debolezze può costituire un punto di forza.